Oggi sei qui per fare una radiografia, esame che utilizza i raggi X per generare immagini dell'interno del corpo. Dopo qualche minuto in sala d'attesa, il personale ti chiamerà e ti accompagnerà nella sala di spogliatoio. Lì ti porrà alcune domande di base per garantire la tua sicurezza. Ti chiederà il tuo nome completo e la data di nascita per verificare che corrispondano alla richiesta medica. Se sei una donna in età fertile, ti chiederà se c'è la possibilità di una gravidanza. Ti chiederà di togliere qualsiasi oggetto metallico dalla zona da esaminare, come orecchini, collane, bottoni o cerniere. Se gli indumenti possono interferire con l'immagine, dovrai toglierli. Ti verrà fornito un camice per farti sentire a tuo agio. Quando tutto sarà pronto, il tecnico o la tecnica ti accompagnerà nella sala dove viene eseguita la radiografia. Ti aiuterà a posizionarti correttamente per ottenere la migliore immagine possibile. È molto importante che tu rimanga il più immobile possibile durante l'esame. In alcuni casi ti potrebbe essere chiesto di inspirare e trattenere il respiro per alcuni secondi. Una volta terminato, il tecnico ti avviserà che puoi tornare nello spogliatoio per cambiarti. Lui o lei non può fornirti una diagnosi, sarà il tuo medico a esaminare le immagini e a spiegarti i risultati.